Seconda corsa, 1 Ferdinand, 2 Filos di Poggio, 3 Falk di Girifalco, 4 Futurity K, 5 Fight Club Font, 6 Farabutto Stecca, seconda linea, 7 Fackelfin, 8 Forever Fly, 9 Furia di Luca, 10 Freedom B. Favore in chiusura per Fight Club numero 5, Numero che viene 2, Filos di contenuto, intanto Poggio, sbaglia Filos di squalificato. Poggio, contenuti in partenza da Ferdinand e da Futurity e K, che insiste su Ferdinand, che per il momento non concede strade, intende correre al comando. Ferdinand insiste, ma si ritrae poi, anzi no, torna all'attacco. Futurity o K e passa in vantaggio dopo 350 metri. In terza posizione si è accodato intanto Fight Club Font, 400 iniziali che se ne vanno in 31 e 4 con l'allievo di Lorenzo Baldi in vantaggio, debuttante. Percorsi esterni si fa luce Farabutto Stecca, che si trascina Freedom B. Intanto completamento dei primi 600 di gara con andatura rallentata, 48,6 passaggio per i primi 600 di gara con Futurity e K che conduce nei confronti di Ferdinand all'esterno e Farabutto Stecca con in schiena Freedom B. Una terza pariglia è formata da Falco di Girifalco, al largo anche Fackel Finn. E intanto un 33,7 di secondo quarto, di tutto comodo per il debuttante di Lorenzo Baldi, che completa il chilometro in 1,21,6. All'esterno è sempre Farabutto Stecca, alla corda Ferdinand, al largo Freedom B, lungo la corda chiusa per il momento è Fight Club Font. Poi ancora Falco di Girifalco, non cambia nulla tatticamente, il resto della corsa è stata fin qui Numero piuttosto 8, Forever Fly, moderata, con ora squalificato. Farabutto Stecca attacca con decisione Futurity e K, li impegna a metà della curva conclusiva, due in perfetta pariglia seguiti da Freedom B lungo la corda Ferdinand, poi senza spazio Fight Club Font, retta d'arrivo con in vantaggio ancora Futurity K, insiste però Farabutto Stecca, trova il varco anche Ferdinand, ci prova Freedom B, finale con Farabutto Stecca che vince nei confronti probabilmente di Ferdinand, che all'interno potrebbe aver bruciato Freedom B, ma ci sarà foto per il secondo. Andiamo a rivedere le ultime battute. Cala in fondo Futurity K, passa Farabutto Stecca, andiamo a rivedere. Farabutto Stecca sicuramente primo, per il secondo forse centropista, però Freedom B potrebbe aver pizzicato Ferdinand, quindi ci sarà foto probabile per il secondo posto, mentre la vittoria è la prima uscita per Alessandro Gocciadoro e per Farabutto Stecca, che era appunto al rientro. Farabutto Stecca, Alessandro Gocciadoro in salchi e al training per conto della scuderia Nima Farm.